Oggi giornata della creatività e dei talenti all'Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, una giornata che vede il coinvolgimento di 4 scuole e che non rappresenta il classico Open Day. Ce ne parla il professore Giuseppe Zambito. Ma è una proposta innovativa che l'Accademia sta promuovendo in questa giornata, più di 100 studenti di diversi istituti, e l'idea è quella di offrire a loro una possibilità di sperimentare l'arte, tutte le forme d'arte che l'Accademia propone. Oggi l'Accademia sta intraprendendo un percorso innovativo che a fianco alle materie tradizionali cerca di rispondere a quelle che sono le esigenze dei giovani d'oggi, e quindi credo che la formazione artistica sia una nuova occasione e possibilità per tanti, anche come occasione di lavoro, perché spesso noi pensiamo che l'arte sia un qualcosa di chiuso e di riduttivo, e invece l'arte oggi è uno dei canali innovativi proprio per trovare lavoro, non soltanto nell'ambito dell'insegnamento, ma anche attraverso la formazione che l'Accademia riesce a dare in altri ambiti. E quindi oggi vogliamo offrire a questi ragazzi la possibilità di conoscere che cosa fa l'Accademia, che cosa ci sono i professori impegnati nei laboratori assistiti dagli stessi studenti dell'Accademia, e quindi riteniamo che sia giusto che loro abbiano la possibilità di vivere un orientamento vero e non soltanto fatto di parole. Abbiamo semplicemente presentato la sezione scultura, una sezione che chiaramente è ben portata avanti, e nel caso in cui andremo a fare delle riprese, alla mia sinistra vediamo Vincenzo che sta semplicemente lavorando a un modello da lui realizzato che riprende la decorazione di una vecchia piastrella maiolicata della fine dell'Ottocento. A destra abbiamo Giuseppe che sta ricostruendo il positivo di un busto da lui realizzato che riprende il crocifisso di Santa Ninfa, mentre qui al centro con questo gruppo andremo a fare l'esperienza della decorazione su porto ceramico. Quindi anche qui un rievocare Luca della Robbia, Andrea della Robbia, artisti straordinari toscani, fiorentini, che hanno dato lustro non solo nel 400, verso la fine del 400, inizio del 500, a quello che è una bellissima realtà toscana e quindi appartenente poi a tutta l'Italia, ma che è stato praticamente da esempio poi a tanti artisti che ovviamente sono andati altrove in regioni come la Spagna e non solo. Quindi adesso qui faremo questa bellissima esperienza, i ragazzi hanno scelto il tema della luna, andremo a fare questa decorazione e insieme speriamo di completarlo.